Buonasera, ben chiatazza Gnovis. I dati sulla diffusione del coronavirus tra i soggetti vaccinati della regione confermano la efficacità dei vaccini sia per evitare l'infetto, sia per ridurre in caso di malattie gli effetti dal coronavirus e di conseguenze i pericoli per la salute. Lo ha detto il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. In Friuli Vignesi e Giulie, des 607.870 persone che hanno completato il ciclo di vaccini di almancul 2 settimane, dove 712 si sono ammalati di Covid e dove 51 di loro hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Siete dunque pluriomancul 1 su 100.000 sono finiti in terapie intensive. Dopo una settimana il Friuli Vignesi e Giulia torna a registrare un nuovo decesso per Covid, con di più in queste ultime 24 ore sono stati chiatati 109 nuovi infetti, a fronte di 5.952 tamponi fatti. Restano 5 le persone ricoverate in terapie intensive, intanto che si in cure in che gli altri reparti sono 24. A partire di vuelis, prenotazioni des vaccini per adolescenti di età chiappate dentri fra i 12 e i 17 anni al Burlo Garofalo di Trieste. L'ospedale ha avviato in tai propri ambulatori un spazio dedicato alle vaccinazioni, in principio per 3 dopo di misdisa e settimane, che potranno aumentare da urde domande. A disposizione di genitori e fantazzi che faranno domande, sarà un pediatri specializzato in immunologie per rispondere alle domande e sclarire i dubbi sulla pandemia e sulla vaccine. Avanti in davanti, in tal plui fer rispieda i protocolli l'investigazione sul stupri di gruppo a Lignan. Gli agenti delle squadre mobili di Udine hanno requelli testimonianze di qualche amica de giovane di 19 anni che ha denunziato di abuso de bande di 5 fantazzi. Hanno confermato che si è trattato di un incontro casuale e che la mia ha deciduto in maniera autonoma di la daur dai giovani in tal loro appartamento. Per analisi dai smartphone dai indagati si scugnerà invece spietà che ha sedi fatte une copie forense dai stessi, così che avvede in valore di prove eventuali elementi che saranno individuati in tai cellulari. Si spiete la via libera des procuris di Udine e Trieste per verbalizzazione de versione dai indagati che sarà rindude in presenza dai loro legai. Monde culture in corot in regione e è muarte a 51 anni Claudia Grimaz, attore e cantante furlane di Team Malade. Sopran, interprete e insegnante di chian al liceo musicale Catarine Percude di Udine e ieri une femmine cettantative conosciute in tal'ambito culturale e sociale e aveva inciduto dischi e collaborava di anni con diversi ensemble che tra che anche la Coral Popolare de Resistenze. Sono stati recuperati dome queste mattine con l'elicottero di protezione civile i 4 escursionisti restati bloccati ieri di sera in un canale profondo de Val Resie in Tessal Psiulis. Ad all'allarme sono stati dai cognoscenti. I 4, 2 persone di Glemone, una di Brescia e che altre di Varese, hanno chiappato un troi sbagliato e si sono inchiattati di botta al scuro. A mie geniot sono stati individuati dai soccorridori che stamattina sono stati recuperati dall'elicottero. A trasportare in dis migranti qualchidun stricciati in tal baul. 4 passer, un italiano e 3 bosniacs sono stati arrestati in flagranza di reato ieri dopo di misdì a Mugle dopo un controllo delle polizie di frontiere per favorimento dell'immigrazione illegale. Avevano inviati da Urmans lis riamissioni in Slovenia per fermare la tratta di Homs e la Mon di Bec che è da ur ai organizzazioni criminali alla dite l'assessore regionale a sicurezza Pierpaolo Roberti.
Un stropul di sur cul bol de manifestazione e l'annual simbol di Udin e questa è la immagine che accompagnerà la edizione 2021 di Friuli Doc, presentata dal Comune a un mese dal principio de manifestazione fissata il 9 di settembre. L'avvenimento al fasarà anche di Suaze ai fieste de patrie dal Friul e pal 790 votesi compleanno de città. Tra i tanti appuntamenti dal programma di Mittelfest che si davolzerà a Cividal dal 27 di agosto ai 5 di settembre, anche une prime assolute, Tosca e Chiantarà per Furlan. Al fevele il presidente di Mittelfest, Roberto Corciulo. Il 27 di agosto a Cividal al Friuli al partito il Mittelfest, sarà il 27 di agosto al 5 di settembre, vi spettin, potete vedere spettacoli su www.mittelfest.org, qui che è interessata può anche chiamare la biglietteria per avere tutte le informazioni e vi spettin perché è un grandissimo evento del nostro Friuli. All'interno del Mittelfest, dopo voi vi sa che ho vinto un spettacolo importante organizzato con l'Arlef, che sarà in Furlan, con la cantante Tosca, che canterà le musiche, le svilotte furlans degli ultimi 100 anni. Quindi anche questo è un evento importante che si tiene il mercoledì 1 di settembre, la sera, che sicuramente per Yamasa Furlan sarà un momento importante. Alle due per voi, si vede in lunis a stesse ore, buon fin de settimane.